maxi sequestro di armi commercializzate clandestinamente compiuto dalla polizia trevigiana, che da mesi indagava sull'attività di un'azienda di Montebelluna. Curiosa lite in Corso del Popolo a Treviso nel pomeriggio, trentenne ferito agli occhi con lo spray urticante da un giovane poi fuggito, indagano i carabinieri. Esce la mattina per andare al lavoro, torna all'ora di pranzo e trova la casa aperta dai ladri, cercavano solo contanti, sono scappati prima di poter completare la razzia. La rabbia della vittima a Villorba. In 2 anni perse in Veneto 2.800 partite IVA, quelle di piccoli commercianti e botteghe artigiane, lo denuncia la CGIA di Mestre, mentre i sindacati sottolineano il diminuito potere di acquisto dei pensionati. Nelle settimane che ha visto anche il segretario Letta lanciare alla Lega la sfida sull'autonomia, il PD Veneto ribadisce: con 7 materie si può ottenere, il Carroccio smetta di fare propaganda. Nonostante le rassicurazioni della Giunta, continua a far discutere il caso della pista per le corse lebriere a Macerata lungo il Piave. Stamattina la protesta delle associazioni ambientaliste. La Giornata nazionale degli alpini domani è il momento più atteso, quello dello sfilamento delle penne nere. Ve lo racconteremo con una lunga diretta non stop per tutto il giorno. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque un'ampia pagina di cronaca in primo piano a partire da un'indagine durata oltre 6 mesi da parte della polizia che ha consentito un maxi sequestro di armi a Montebelluna. Commercio illecito di armi. Un'azienda trevigiana con sede nel Montebellunese è stata chiusa dalla polizia e il suo titolare, un imprenditore milanese 60enne, oltre ad essergli stata sospesa la licenza, è stato anche denunciato a piede libero. Gestione e messa in commercio di armi clandestine, omessa custodia di armi, irregolarità nella tenuta dei registri, trasporto abusivo di armi e parti di esse senza l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Sono alcuni dei reati contestati nell'ambito dell'indagine iniziata 6 mesi fa e conclusa con una serie di perquisizioni tra la Marca e le province lombarde di Milano e Monza. Sono state effettuate delle verifiche su una fabbrica di armi dove sono state accertate numerose irregolarità che hanno portato al sequestro di oltre 200 armi corte e lunghe e hanno portato anche alla chiusura dell'azienda per motivi cautelativi. L'azienda in questione aveva ottenuto le autorizzazioni alla fabbricazione, assemblaggio, riparazione, vendita e commercio di armi comuni da sparo e parti di esse, ma gli accertamenti della sezione amministrativa della questura hanno fatto emergere una serie di omissioni che rendevano di fatto l'attività parzialmente clandestina, da qui il maxi sequestro. Le armi sono di vario calibro, ad esempio le armi lunghe, sono delle armi lunghe calibro 9x21 ma anche calibro 40, 38 special. Erano destinate all'esportazione verso l'estero, quindi anche paesi dell'est Europa come Polonia, Ungheria e paesi arabi. Non è munizionamento da guerra, però sono armi che hanno una loro letalità. Difficile dire, trattandosi di commercio all'ingrosso, a che soggetti fossero destinate. Illeciti sono stati riscontrati anche rispetto allo stabile in cui le armi venivano prodotte. Gli investigatori della questura stanno infine verificando la regolarità dei documenti presentati dall'imprenditore al fine di conseguire le autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui beneficiava. A Treviso adesso, in centro a Treviso, è finito con un trentenne costretto a farsi medicare dagli operatori del SUEN 118. Il furioso litigio scoppiato tra l'uomo, un cittadino del Guatemala residente a Carbonera in evidente stato di alterazione, e un altro giovane che ora i carabinieri stanno cercando di identificare. È successo nel pomeriggio, poco dopo le 14:30, in Corso del Popolo, in pieno centro appunto città, nei pressi di un negozio. I due hanno avuto da ridire, tanto che per liberarsi del trentenne l'altro soggetto coinvolto deve aver estratto dalla tasca uno spray urticante usandolo contro il rivale, quindi si è allontanato probabilmente in compagnia di altri giovani. Il trentenne, con bruciore agli occhi molto forte, ha atteso l'arrivo dell'ambulanza e delle forze dell'ordine, riferendo quanto accaduto. Le indagini, come dicevamo, in corso, indagini in corso anche per un raid dei ladri a Catena di Villorba, ladri in pieno giorno. Io avevo dell'oro sopra la scrivania e è rimasto là.
Niente oro o gioielli, ma solo soldi che non hanno trovato fuggendo dalla casa senza portare via nulla. Ladri in cerca di contante, quelli che hanno agito ieri in pieno giorno a Catena di Villorba. Ladri o ladro che potrebbe essere stato in bicicletta l'autore del furto in questa casa di via Bardagola. Infatti sono davvero poche le auto che transitano lungo questa laterale della Postumia dove tutti si conoscono. Un veicolo forestiero sarebbe di certo stato notato soprattutto al mattino tra le 8:30 e mezzogiorno e mezzo, quando la figlia dei proprietari è rientrata dal lavoro per il pranzo. Hanno calcolato che magari gli altri giorni sono passati e hanno visto 2 macchine, non c'era neanche una macchina. E poi i miei zii, ci sono stati momenti in cui effettivamente non c'era nessuno ed era tra le 10 e le 11. Magari in quel momento sono entrati. Probabilmente hanno saltato il cancello visto che il resto dell'abitazione è circondata da siepi e altre proprietà recintate. Poi hanno forzato questa finestra e il vicino portoncino entrando nell'abitazione. Mi hanno aperto i cassetti per vedere se c'era o gli armadi, ma non hanno proprio lasciato troppo in confusione, diciamo. Cercavano contanti probabilmente perché avevo anche i quadri spostati, magari per cercare cassaforti. Questa è la situazione che si è presentata davanti alla giovane di ritorno dal lavoro. Ci sono i danni miei fissi, però per il resto sì, tanta paura. Adesso la pagina della sicurezza stradale. È stata un'altra settimana molto dura nel Trevigiano per quanto riguarda le vittime. Quelle che vediamo invece sono immagini relative a un terribile schianto avvenuto a Mira, l'abbiamo già visto nel telegiornale di Venezia, un schianto avvenuto poco dopo le 17:30 lungo la Romea, vicino all'incrocio con via Idrovia, appunto lungo la Romea a zona Dogaletto a Mira. Una terribile fuoriuscita autonoma, non si conosce ancora l'identità delle 2 purtroppo vittime di questo schianto. L'auto, come vedete nelle immagini girate dal nostro Nicola Marcato, è uscita di strada da sola e si è ribaltata sul campo e purtroppo ci sono 2 vittime. Una terza persona in gravissime condizioni è stata portata con l'elisoccorso in ospedale, ma risulta appunto in gravissime condizioni. Sul posto i carabinieri della tenenza di Mira e vigili del fuoco, il SUEN 118 è intervenuto appunto, dicevamo, anche con l'elisoccorso. La dinamica è tutta da ricostruire, ma non ci sono altre auto coinvolte, quindi è verosimile appunto che l'auto, per cause in corso di accertamento, appunto il guidatore dell'auto abbia perso il controllo della vettura, finendo appunto nel campo e ribaltandosi. Ripetiamo, ci sono 2 vittime e una terza persona gravissima. Ancora non è appunto stata accertata l'identità delle vittime. E un altro scontro invece, avvenuto nel Padovano a Campo d'Arsego. Qui c'è anche un ferito trevigiano. Erano circa le 10 quando lungo la strada provinciale 34, via Bassa Terza, a Fiumicello di Campo d'Arsego, un furgone dell'Etra proveniente da Borgorico che stava svoltando al semaforo è finito contro un'auto che arrivava dall'opposta direzione. Uno scontro violento. Immediati sono scattati i soccorsi. I conducenti dei 2 mezzi, una donna di 33 anni di Borgorico e un uomo di 53 residente a Resana nel Trevigiano, che era la guida del furgone, sono stati trasportati in ospedale a Campo San Piero. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro e hanno provveduto a inviare i tecnici per la polizia della sede stradale. Stamane invece a Vidori i funerali di Chiara Lanza, la 22enne morta nello schianto del 28 aprile scorso a Cairano San Marco, proprio per testimoniare anche la settimana terribile vissuta, un'altra settimana terribile vissuta della Marca trevigiana per quanto riguarda la sicurezza stradale. E di sicurezza stradale si è parlato oggi a Conegliano con un incontro organizzato con lezioni teoriche e prove di guida per giovani e adulti. C'erano anche le forze dell'ordine, la polizia municipale, che avverte c'è una nuova frontiera purtroppo della trasgressione sulla strada, gli ubriachi in monopattino. Incominciano ad esserci incidenti gravi anche con i monopattini, che è un nuovo veicolo, e sottolineo veicolo perché è stato proprio riconosciuto normativamente che è un veicolo, molti lo dimenticano, e addirittura c'è stato qualche caso di guida in stato di ebbrezza del monopattino. Ubriachi incoscienti di condurre un veicolo che può essere pericoloso per sé e per gli altri. E la prevenzione anche di questi incidenti è la nuova frontiera con protagonisti i giovani, oggi a Conegliano a scuola di guida. Lezione teorica con gli agenti
della Polizia Stradale e poi quella pratica sul piazzale del centro commerciale che ha ospitato l'iniziativa, che durerà tutto il fine settimana. Com'è andato l'allievo? Buongiorno. Molto bravo, si è attento e ha seguito anche le indicazioni per capire ovviamente quelli che sono gli esercizi e i vantaggi che possiamo avere in una guida attenta e sicura. Un'iniziativa che vuole riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla prevenzione degli incidenti stradali. Dopo 2 anni di pandemia si è creata quasi una assuefazione allo stradismo stradale, che purtroppo è ripreso con dei numeri veramente significativi e drammatici. Assuefatti da guerra e Covid, i cittadini non reagiscono ai morti sulle strade. Eppure i 20 decessi in appena 4 mesi è un dato che per il viceprefetto di Treviso deve far riflettere. Infatti circa un quinto degli incidenti stradali nella provincia di Treviso è stato constatato che è dovuto proprio a distrazione ed uscita autonoma. Infatti a volte anche il semplice guardare il cellulare può creare o l'uscita autonoma o l'investimento addirittura di un pedone. Ecco, a questi ragazzi quindi qual è la consapevolezza che bisogna trasmettere? La consapevolezza è che deve essere la strada è sicuramente un luogo rischioso. Che cosa hai imparato da questa lezione? Ho sicuramente imparato che bisogna stare attenti alla guida e che la macchina, a parere mio, non è uno scherzo. E a proposito di uscita autonoma, è uscita autonoma anche il tragico schianto che abbiamo visto poco fa lungo la Romea a Mira con 2 vittime, ricordiamo una persona gravissima. Lasciamo per un attimo la cronaca e torniamo a parlare di economia. Dopo 2 anni di pandemia c'è il dato inquietante delle attività chiuse, delle partite IVA che adesso si trovano a dover affrontare anche il rincaro. È una lenta agonia, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, quella che sta vivendo dopo 2 anni di pandemia il mondo del lavoro autonomo. In Veneto, tra la fine del 2019 e la fine del 2021, artigiani e commercianti hanno pagato un prezzo altissimo alla crisi. Perse 2.800 attività, di cui 1.173 piccoli negozi e 1.629 botteghe artigiane. E per chi è rimasto è arrivata la stangata dei rincari. Anche in Veneto il 70% degli artigiani e dei piccoli commercianti lavora da solo. Pertanto rincaro di luce e gas questi autonomi li stanno pagando praticamente 2 volte. La prima sull'abitazione, la seconda su botteghe o negozi. È Rovigo la provincia che ha patito di più con la perdita di 491 attività, ma il segno negativo interessa fortemente anche Belluno, dove le partite IVA chiuse tra artigiani e negozianti al dettaglio sono state 160. Le misure di mitigazione prese dal governo sono sicuramente importanti, ma ancora insufficienti per evitare la chiusura definitiva di tante partite IVA. Il governo intervenga subito, bisogna assolutamente mettere a livello nazionale un tetto al prezzo del gas, così come hanno già fatto temporaneamente Spagna e Francia. Molti di coloro che hanno chiuso definitivamente l'attività e non sono riusciti a trovare una nuova occupazione probabilmente continuano a lavorare in nero, sottolinea Zabeo. Se ancora dati ufficiali non ce ne sono, la sensazione è che il Covid abbia contribuito a incrementare sensibilmente il numero degli irregolari, che l'Istat calcola in Veneto in oltre 200.000. Non stanno meglio, secondo i sindacati, neppure i pensionati, messi in ginocchio dall'inflazione arrivata in Veneto al 6%. Un anziano su 2, secondo lo SPI-CGIL, è in difficoltà col pagamento delle bollette. Se la pandemia oggi fa meno paura, sono la guerra in corso e le prospettive per il futuro di figli e nipoti a preoccupare. Lo rivela il questionario a cui hanno risposto oltre 1 migliaio di pensionati. Per il 55% i rincari di luce e gas stanno influendo in modo decisivo sul bilancio di fine mese, tanto da dover mettere in atto tutte le strategie possibili per risparmiare sia sul fronte energetico che su quello alimentare. Va da sé quindi che per l'oltre 70% degli intervistati i provvedimenti messi in campo dal governo risultino insufficienti. La politica è stata la settimana nella quale il segretario del Partito Democratico Letta e il ministro Andrea Orlando hanno visitato in Veneto le realtà imprenditoriali e incontrato anche i vertici poi del partito regionale. Tra le sfide lanciate, lo sappiamo, c'è quella dell'autonomia, una sfida ribadita anche oggi dal segretario veneto Andrea Martella. Sentiamolo. Letta in Veneto questa settimana ha detto: se la Lega non è in grado di portare avanti l'autonomia ci pensiamo noi. È un impegno del Partito Democratico. Sì, Letta ha condiviso l'impostazione che il Partito Democratico del Veneto si è dato per poter finalmente raggiungere l'obiettivo dell'autonomia differenziata, senza propaganda, pensando che in ogni regione sia possibile arrivare a delle conclusioni rispetto alle materie più utili
per ogni regione e noi in Veneto abbiamo provato a dire quali sono le materie, il lavoro, la formazione professionale, l'internazionalizzazione delle imprese e altre che possono essere realizzate e in che modo questa realizzazione ci fa uscire da una fase di paralisi che sembra non portare da nessuna parte. Quindi Letta ha confermato che il Partito Democratico a livello veneto e a livello nazionale dà il proprio contributo perché l'autonomia differenziata si possa realizzare. Io penso che per uscire dallo stallo bisogna anche che la Lega capisca che continuare a dire voglio le 23 materie, le voglio tutte, le voglio subito, e voglio anche il residuo fiscale trattenuto nella nostra regione come, non lo so, in Alto Adige, è una cosa che non ha portato a nulla fino a questo momento. Temo che possa essere utilizzata come un'arma di propaganda, mentre secondo me in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo dobbiamo avere la capacità di stare al merito, di entrare nel merito dei contenuti e quindi abbiamo in qualche modo anche avanzato una proposta per un confronto e il confronto si fa quando le persone sanno che si possono raggiungere degli obiettivi e quando ciascuno per raggiungere quegli obiettivi è disposto a fare qualcosa. Mi pare che la Lega sia disposta solamente a dire noi vogliamo l'autonomia. Noi invece abbiamo detto come la si può fare. Il tema della siccità e dell'emergenza siccità che resta nonostante le piogge ormai però deboli degli ultimi giorni e dopo la proposta provocazione proprio ai nostri microfoni ieri del cavatore Mosole sull'utilizzo dell'acqua delle cave arriva la risposta del consorzio di bonifica Piave. Le cave che ci sono là hanno miliardi di detriti di acqua. E c'è sempre il sottosuolo che pompa dentro. Ma è la proprietà dei cavatori. I cavatori possono mettere a disposizione delle comunità? Altro che la mia la metto domani mattina a disposizione. Acqua ce n'è nel sottosuolo qua a Trevigiano, ce n'è a miliardi di acqua. La proposta provocazione del cavatore Remo Mosole viene rinviata al mittente dal presidente del consorzio di bonifica Piave, Amedeo Gerolimetto, che al di là degli studi geologici e sulle falde freatiche demandate agli esperti, sottolinea. Per quel che riguarda l'acqua che si vede affiorare nelle cave, e cioè è quell'acqua che va nelle falde che normalmente viene utilizzata, acqua potabile, acqua dolce, acqua pulita, che viene normalmente utilizzata non per irrigare, ma viene utilizzata a uso potabile e io sono contento che lui dica che siamo in un materasso di acqua e possiamo essere tranquilli. Io sono convinto invece che l'acqua potabile va conservata, va protetta, possibilmente secondo me non va portata a vista, cioè affiorata e scavato sotto acqua, perché è un bene preziosissimo che va tutelato. Circa il recupero e gli invasi che i consorzi chiedono di fare per dare una soluzione al problema che si presenta sempre più frequentemente della siccità piuttosto che delle alluvioni, così il presidente del consorzio Piave. Consentirebbe di fatto a recuperare quelle ferite che sono state fatte al territorio con la realizzazione delle cave, che sono state indispensabili, necessarie per il nostro sviluppo, ma che adesso vanno recuperate secondo me e servite in un caso come questo per esempio per creare degli invasi che servono per lo stoccaggio dell'acqua di superficie, l'acqua piovana che non deve correre al mare. Ecco, questo è un fatto secondo me estremamente importante e estremamente utile seguendo quel processo e inoltre gli invasi che diciamo noi che si vogliono realizzare, invasi di pianura, servono anche per la sicurezza idraulica. Io sono dell'avviso che le cave che ci sono oggi, che il signor Remo Mosole metteva a disposizione per il pompaggio, credo che quell'acqua debba servire per le abitazioni e per l'uso civile, mentre per l'irrigazione dobbiamo recuperare e trattenere l'acqua piovana se vogliamo garantire il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Ancora l'ambiente perché continua a far discutere il caso della pista per le corse dei levrieri a Maserata lungo il Piave. Stamane la protesta delle associazioni ambientaliste. Viene di fatto considerato uno sfregio ambientale dalle associazioni di tutela del Piave la nuova pista per le corse di cani levrieri in costruzione in un'area verde di 3 ettari al Parabae di Maserata. Un rapido passaparola da parte del Circolo di Lega Ambiente e del Comitato La Piave e in mattinata si sono riunite qui una cinquantina di persone.
Prima di tutto è un discorso di protesta per quel che riguarda questa area che viene contaminata, che viene distrutta in pratica da questa pista, e poi il fatto che in pratica non è stata assolutamente discussa con la popolazione. I levrieri possono tranquillamente correre nel prato. Io mi sono informato presso l'Enci e l'Enci mi ha detto che sì, perché no? Se magari l'erba è tagliata, meglio. Per Pozzobon non occorreva dunque intaccare il prato stabile dove nidificano molte specie di uccelli e che da sempre è una delle maggiori zone di ripopolamento delle lepri. Io credo che bisognerà su questa questione qua andarlo a discutere. Ci sono molte cose che non vanno anche nella realizzazione che hanno già fatto. Ad esempio la recinzione, questa recinzione non va assolutamente bene, perché qua siamo in zona di rifugio e ripopolamento della provincia e la provincia deve prendere posizione su questa cosa qua. Noi crediamo che sia veramente una arrogante presa di posizione. Qualcuno ha definito questo prato nel quale viene costruita questa pista tanto una terra agricola che non vale niente. Allora, sul valore della terra credo che dovremmo interrogarci. I lavori di costruzione della pista di contro proseguono velocemente, la recinzione è già stata posizionata. Le associazioni ambientaliste vorrebbero che si interrompessero, che la concessione venisse sospesa, ma l'iter procede a tappe fisse. Qui è tutto deciso, il 12 giugno c'è già un calendario fissato, lo trovi su internet, avviamento e racing, e poi a settembre partiranno le gare. Come opposizione abbiamo manifestato le nostre perplessità sia per quanto riguarda la SRL e quindi tutte le vicissitudini anche di questa SRL, sia anche lo stato di salute dei cani e poi anche la possibilità che queste manifestazioni richiamino delle attività illecite. Perplessità che rimangono, dice Sozza, malgrado le rassicurazioni del sindaco Lamberto Marini, con il risultato che l'intervento continuerà a essere monitorato da vicino da forze politiche e associazioni contrarie all'opera e alle sue finalità. Torniamo per un attimo e ringrazio per questo la regia di Alessandro Granziera alle immagini che ci ha fornito il nostro Nicola Marcato del tragico schianto avvenuto poco dopo le 17:30 lungo la Romea a Mira con quest'auto, una Fiat Barchetta che è uscita di strada e si è ribaltata sul campo. Dicevamo 2 vittime e una persona gravissima. A quanto pare una famiglia si trovava a bordo di questa vettura, stando alle prime informazioni, 2 donne e un uomo. Le 2 donne sarebbero le vittime, l'uomo invece sarebbe la persona che era al volante, che sarebbe gravissimo in ospedale, trasportato con l'eli soccorso. Se avremo altri aggiornamenti ve li forniremo sempre durante il nostro telegiornale. Adesso invece andiamo in pubblicità e poi parleremo dell'Adunata Nazionale degli Alpini. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, e dunque sta entrando nel vivo a Rimini la 93esima adunata nazionale degli alpini che, nonostante il tempo inclemente, calcola già il raggiungimento delle 450.000 presenze nella città. Vediamo. Ecco le 18 bandiere di guerra delle truppe alpine. Per la prima volta tutte assieme hanno sfilato ieri sera al termine della prima delle 3 giornate della 93esima adunata nazionale delle Penne Nere, nell'anno in cui si ricordano anche i 150 anni dalla nascita delle prime compagnie montanare del Regio Esercito Italiano. Un evento storico, il passaggio in piazza Cavour a Rimini delle bandiere di tutti i reggimenti per l'adunata del ritorno o della rinascita, come hanno ribattezzato questo appuntamento rinviato per ben 2 anni. È stato un ritorno veramente piacevole a una normalità che speriamo possa continuare. Io credo che sia questo il nostro messaggio, la volontà di un ritorno a una normalità, di guardare al futuro con fiducia, anche se purtroppo sappiamo che la pandemia da un lato non è completamente debellata e dall'altro purtroppo qui vicino in Europa abbiamo una guerra. Bandiere di guerra per ricordare chi è morto per la nostra pace, ha sottolineato il Presidente nazionale anche oggi in più momenti. Quello che noi vogliamo lanciare oggi come messaggio in questi giorni da questa adunata: solidarietà, pace, fratellanza. Fratellanza rappresentata dalla Fiaccola, proveniente da Milano, ultima città ad aver accolto gli alpini nel 2019, e accesa nello Stadio Neri, dove il maltempo non ha permesso il lancio dei paracadutisti. Giornate inclementi sin dal mattino, come testimoniano le immagini di oggi con l'alzabandiera e gli inni a San Marino.
Alpini accolti nella sala dei capitani reggenti dalla piccola Repubblica del Titano, mentre a Rimini è continuato incessante per tutta la giornata il passaggio dei visitatori nella cittadella storica militare, dove più di qualcuno si è soffermato davanti al pannello dedicato all'Ortigara, pensando già alla Dunata Triveneta che si terrà ad Asiago dall'8 al 10 luglio. 450.000 le presenze già calcolate, anche se molti alpini veneti giungeranno a Rimini domani mattina. E le immagini dell'alzabandiera ci rimandano già a domani, quando dalle 9 e probabilmente fino alle 20 le penne nere sfileranno a quota zero, percorrendo tutto il lungomare di Rimini. E migliaia le penne nere arrivate dalla Marca trevigiana. Abbiamo fatto questa mattina una sgambata con i nostri muli, siamo arrivati fino quasi al centro storico. Una passeggiata a San Marino con i muli anche per riabituarli alla gente, poi un pomeriggio di festa in un'azienda agricola per gli alpini del reparto Salmerie di Vittorio Veneto, che ora si preparano al principale evento della Dunata numero 93, che per la prima volta coinvolge la città balneare romagnola ed uno stato estero. Numerose sono le penne nere dal Trevigiano per partecipare alla Dunata della rinascita dopo lo stop di 2 anni per la pandemia, ed è subito festa. Di vedere meno affluenza, però a parte ieri che c'è stato un po' di tutto tempo, io credo che l'affluenza ci sarà e sarà importante. La voglia di ritrovarsi è tanta dopo 2 anni che hanno visto gli alpini in prima linea nella lotta alla pandemia e che ora sono nuovamente impegnati nella solidarietà alla popolazione ucraina, un territorio, quello ora devastato dalla guerra, che per le penne nere, specie quelle delle nostre zone, rappresenta una dolorosa memoria. E lì sono i luoghi che ci hanno visto durante la seconda guerra mondiale, quella disastrosa ritirata di Nikolaevka, cioè quelle sono terre dove gli alpini veramente sono ancora sepolti nelle fosse comuni, sono rimasti decine di migliaia di ragazzi, e io quando vedo la cartina geografica dell'attuale Ucraina, ai confini con le altre province, l'oblast le chiamano loro, con la Russia, mi vengono in mente che lì ci sono ancora migliaia di alpini che purtroppo non sono più tornati a casa. Solidarietà e pace mai come quest'anno in primo piano alla Dunata Rimini-San Marino, con gli alpini che ora si apprestano a vivere insieme la lunga notte prima dello sfilamento. Sarà comunque abbastanza lunga perché, come sapete, gli orari per questi eventi alpini non hanno proprio dei limiti, sono più di notte che di giorno. Comunque ci sarà veramente, il tempo tiene, quindi questo è un buon auspicio e credo che si aspetterà la sfilata domani, che secondo me vedrà veramente molta gente sfilare. Adesso io non riesco a quantificare per quanto riguarda le sezioni trevigiane quante persone verranno appunto domani, però credo che con il tempo favorevole ci saranno qualche migliaia di trevigiani che sfileranno. E noi, come sempre, per il momento più importante della Dunata, ci saremo in diretta. Amici miei, veri solo amici miei, sempre pronti a dare una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Lei a che numero è arrivato? A 45 sfilate. Si brinda già alla Dunata. E qua iniziamo a scaldare i motori, perché la Dunata a Rimini deve essere una cosa meravigliosa, bellissima, bellissima. Rimini, arriviamo! Li abbiamo sentiti cantare, visti brindare, organizzarsi per la partenza da tutto il Veneto, direzione Rimini-San Marino, con la gioia di ritrovarsi insieme da ogni regione d'Italia dopo 2 anni di sofferenza. Non ci possono essere alpini senza Dunate e soprattutto senza lo sfilamento delle penne nere, l'orgoglio in marcia, la festa che ricorda la tradizione senza tempo. E allora siamo a ridosso del momento più atteso che Antenna 3 e il gruppo Media Nord-Est, come sempre, seguono in diretta tutto il giorno per raccontarvi ogni prezioso istante di questa festa. Un momento al quale non mancherà, in quel di Rimini, il governatore Zaia. So che Antenna 3 Rete Veneta, voi li state seguendo alla grande da vicino con le dirette, penso che i veneti saranno felici se non potranno andare direttamente a Rimini, avranno presso le vostre televisioni a modo di seguirli in diretta. Questo sarà bello, è bello, ma anche un modo per riconoscere non solo la Dunata, che è già un evento
uno degli eventi più grandi che si fanno al mondo, ma riconoscere la grande attività che fanno gli alpini come volontari nelle nostre comunità, nel sociale, nel recuperare sentieri, siti, immobili. Direi che se mettessimo assieme tutti gli interventi che hanno fatto gli alpini potremmo dar vita a una grande città. Appuntamento con la diretta dello sfilamento dalle 9 e come sempre la possibilità per voi telespettatori di mandare i vostri messaggi al 351 175 5340. Una giornata da passare insieme, noi e voi, assieme agli alpini. La diretta dello sfilamento dunque dalle 9, qualche minuto prima la partenza della nostra diretta, perché dalle 8:45 fino alle 9 in attesa della partenza dello sfilamento vedremo i servizi più belli realizzati questa settimana in attesa dello sfilamento e della dunata, e poi dalle 9 la partenza e da lì per tutto il giorno. Adesso andiamo con le notizie dal Bellunese. In primo piano una vicenda a tinte fosche, tutta da verificare, quella denunciata in un post su Facebook relativa a presunti abusi da parte del personale del reparto di pneumologia dell'ospedale di Feltre nei confronti di alcuni pazienti Novax che sarebbero stati legati e derisi dagli infermieri. L'ULSS Dolomiti ha avviato un'indagine interna, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Eccolo lo screenshot di un post su Facebook raffigurante un commento durissimo di denuncia di presunti abusi commessi dal personale del reparto di pneumologia dell'ospedale di Feltre nei confronti di alcuni pazienti Novax o senza la dose di richiamo lì ricoverati. È quanto si è visto recapitare ieri mattina la direzione dell'ULSS di Belluno, che ha immediatamente avviato un'indagine interna, al momento senza riscontro alcuno. I fatti raccontati risalirebbero a 3 mesi fa circa, secondo quanto riportato dall'autore del post pubblicato ieri su Facebook, divenuto virale in men che non si dica, ma cancellato a fine giornata. I pazienti ammalati di Covid, non vaccinati o senza dose booster sarebbero stati legati ai letti, derisi, scherniti dalle infermiere che, sempre secondo quanto scritto nel post, si sarebbero rifiutati di dar loro acqua, asserendo che se si fossero vaccinati non si sarebbero ammalati. In particolare una donna, sempre secondo quanto riferito su Facebook, avrebbe filmato le compagne sottoposte al medesimo trattamento con il cellulare che avrebbe utilizzato riuscendo a liberarsi una mano. L'episodio sarebbe stato denunciato ai carabinieri che, giunti in reparto, avrebbero dovuto fare pressione sulle infermiere che negavano loro l'ingresso per motivi legati all'applicazione del protocollo Covid. La direzione generale dell'ULSS Dolomiti per questo è in stretto contatto con le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza e per eventuali azioni di autotutela. Una vicenda a tinte fosche rimbalzata su Facebook per tutto il giorno, dove il dibattito è stato particolarmente acceso, i cui contorni però ora devono essere chiariti dall'autorità giudiziaria. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo contro ignoti. Adesso le elezioni amministrative. Oggi è stato il giorno della presentazione della lista in movimento che sostiene con Valore Comune, Belluno di Più e PD il candidato sindaco Giuseppe Vignato. 13 donne, 19 uomini, volti noti e new entry, segni particolari, nessuna ambizione personale, solo impegno per la cosa pubblica. Riprende il cammino di In Movimento che oggi ha presentato la sua lista a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Vignato. La strada, inutile negarlo, è stata in salita, lo scoglio da superare, il balletto sulla presenza di Jacopo Massaro. Io non avevo intenzione di candidarmi in questa occasione, mi è stato chiesto fortemente dalla mia lista e quindi ho ritenuto fosse doveroso da parte mia, dopo 10 anni di sostegno che ho avuto dalla lista In Movimento, candidarmi. L'ho fatto. Il sindaco uscente ha accettato le condizioni poste da Vignato, che nei giorni scorsi ha ribadito come non vi siano accordi su posizioni preferite nella prossima amministrazione. Non ho nessuna intenzione di avere incarichi, proprio perché lo trovo non corretto, perché si è chiuso un ciclo e se ne è aperto un altro. Io non do assolutamente per scontato il fatto di essere rieletto, tutt'altro. Per me essere il candidato è un impegno molto grosso e onestamente è un impegno faticoso. Più che un punto, una virgola, il motto della lista, che ha lavorato per 10 anni con passione e gioia, che non lascia indietro nessuno e che continua a sostenere i giovani disposti a mettersi in gioco per il futuro della città, come la neodiplomanda Gianna Drao, che si rivolge ai coetanei disillusi della politica e li invita a credere nel valore della partecipazione, o Andrea Salvatori, logopedista 31enne alla RSA di Cavarzano, che auspica politiche per l'invecchiamento attivo e inclusivo. Le linee strategiche del programma saranno presentate la prossima settimana. Resta sullo sfondo la richiesta di unità del candidato sindaco. Nessuno remi contro, ha ribadito Vignato. Deve essere un messaggio chiaro a tutte le liste della coalizione, che tutte devono lavorare nel principio del team della squadra, assolutamente, tutti nella stessa direzione, con un alto senso civico che ci viene come spinta e energia dalla popolazione e con una etica possibilmente più elevata.
Grande legittima soddisfazione a Longarone per il primo posto in Veneto nella classifica dei progetti per la costruzione di nuove scuole con l'abbattimento di quelle preesistenti. Importante il finanziamento che ne deriva. Longarone al primo posto in Veneto grazie al PNRR per le nuove scuole. Un risultato emerso con la pubblicazione della graduatoria ministeriale grazie alla quale il Comune potrà beneficiare di oltre 7,5 milioni di euro. Lasceremo alla comunità di Longarone una scuola nuova con tutta una serie di servizi che abbiamo in mente di poter offrire. Metteremo insieme la scuola media alla scuola elementare, insomma sarà un polo scolastico anche innovativo che permetterà ai nostri ragazzi di poter usufruire di un edificio finalmente in condizioni ottimali rispetto a degli edifici attuali che risalgono appena dopo il Vajont. Il finanziamento permetterà la realizzazione di un nuovo polo scolastico con appunto la demolizione dell'attuale Media Gonzaga, risalente al 1966. Nel tempo necessario per la nuova costruzione, diverse classi saranno trasferite nel plesso di Castellavazzo, dove una volta c'era il Museo della Pietra e degli Scalpellini e sul quale alcuni anni fa si era già intervenuti. Castellavazzo al momento abbiamo la scuola dell'infanzia e la scuola elementare. Sicuramente in questo periodo di realizzazione di questo nuovo edificio sarà fondamentale poterla avere e valutare adesso quale tipo di scuola metteremo temporaneamente. Prima di salutarci torniamo a parlare e a vedere le immagini di Nicola Marcato del terribile schianto avvenuto poco dopo le 17:30 lungo la Romea a Mira. Uno schianto che ha visto 2 persone morire e una terza persona in gravissime condizioni. C'è l'accertamento dell'identità delle vittime. Si tratta, per quanto riguarda le vittime, di Jenny Scantamburlo, una 39enne di Mira. Deceduto anche Ferruccio Destro, un 78enne, sempre di Mira. Ferito invece in gravissime condizioni l'uomo che era alla guida, un 76enne, sempre di Mira. Quindi provenivano proprio da Mira le persone a bordo di questa vettura che, come vedete, si è ribaltata nel campo uscendo di strada. Non ci sono, lo vedete anche voi nelle immagini, segni di frenata, quindi sarà da ricostruire un po' il motivo di questo terribile schianto che, come ripeto, è costato la vita a una 39enne e a un 78enne, e c'è un 76enne in gravissime condizioni. Ma vogliamo lasciarci con il sorriso. Allora torniamo a parlare della adunata nazionale degli alpini. Vi ricordo, domani dalle 9 la diretta dello sfilamento, ma qualche minuto prima, 8:45, siamo già in diretta per farvi vedere i servizi più belli, le immagini più belle di questa settimana in preparazione dell'evento, e poi dalle 9 lunga non stop con il nostro racconto dello sfilamento degli alpini, insomma la giornata più importante di questa adunata nazionale. Ci lasciamo proprio con delle immagini e soprattutto delle note, le note delle fanfare degli alpini. Con queste belle immagini e queste belle note ci salutiamo e vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito e arrivederci. 1, 2, 3. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo.
Circolazione instabile, la giornata di domenica 8 maggio risulterà tutto sommato buona, ma con qualche fenomeno. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, sarà in prevalenza soleggiato, ma non si escludono delle piogge nel corso del pomeriggio, specie sui rilievi e sulle zone limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo. Nelle ore pomeridiane più nubi sui monti con occasionali acquazzoni. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, avremo rovesci sparsi per tutta la giornata. Non si esclude anche in questo caso però qualche parentesi un po' più asciutta e soleggiata. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 20-21 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.